È il dubbio, l'incertezza che tormenta l'anima. Nella vita e nella morte ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere mettiamole da parte, ma le supposte dove la mettiamo? Direi che per il momento accantoniamo le supposte. Sì. E allora apriamo tutti bene le orecchie per le supposte di oggi con Antonino Danna, che si è appena documentato in proposito e quindi ha elaborato le supposte quotidiane. Tanto finiscono domani le supposte, perché tutto con un termine, no? E poi prendere troppe supposte non fa benissimo. Generalmente le si prende per un periodo limitato, come abbiamo fatto e stiamo facendo noi. Buongiorno Antonino. Dreams are my reality. Cari fratelli, tempo delle il mele. fratello Sanders, buongiorno giù. È il tempo delle mele, Don Aspreno. Il tempo delle mele verrà, caro Giulio. Tu ricordi la tua fidanzatina quando ballavi alla diaconia che facevamo le feste? E tu venivi, Certo. avevi 14 anni e ballavi con quella ragazzina, come si chiamava? Marisa, se non sbaglio. Certamente, certamente. Lei si ricorda Eri un tutto. ragazzino innamorato, bravo, bravo. Anche il perito passa 15 ti guardava e diceva: se farà il ragazzo, se farà. E infatti si è fatto. Comunque, A Bologna si fanno di sicuro. beh, quella è stata una bella trovata. È più che una supposta, è proprio una roba veramente assurda. Non avrei mai immaginato una iniziativa di quel genere. No, io lo trovo disgustoso. Cioè, vuoi smettere di drogarti? Sì, aspetta che ti diamo la pipa per fumare meglio il crack, che è una cosa completamente, come dire a un alcolista: vuoi smettere di imbriacarti? Te, qua c'è una bottiglia di whisky invecchiato 12 anni. Quindi la prima supposta va direttamente al comune di Bologna, perché davvero in questo paese sappiamo inventarci le migliori trovate e soluzioni. La seconda supposta va invece più in generale a questa Repubblica, a tutto questo sistema di accoglienza e di accoglioni. Cioè questo signore Gambiano che ha violentato, adesso apprendiamo non una, ma a quanto pare sarebbero 2 le vittime a Roma, non avrebbe stuprato solo la signora sessantenne, ma anche una signora di 44 anni violentata sulla monnezza, manco fosse un oggetto o una pezza da piedi. Si apprende che appunto a sua giustifica ha detto che era fatto di crack, guarda caso, e viene fuori che questo signore, appunto, come già sappiamo, è stato accolto come rifugiato proveniente dal Gambia. Io credo che lui debba essere espulso e non meriti questa protezione, atteso anche che il suo paese non è in preda di guerre o devastazioni del genere. Questo signore dovrebbe essere messo sul primo aereo diretto in Gambia e rispedito lì, perché non deve rientrare più in Italia a fare danni. La terza cosa è Minneapolis. Cioè, ancora una volta assistiamo al fatto che un esaurito si alza, prende un'arma tranquillamente sol perché è maggiorenne, gli basta entrare in un negozio e comprarsi un'arma, come io e te potremmo comprare un pacchetto di patatine al supermercato, e andare a sparare alla gente scrivendo morte a Trump e a Israele sulla canna del mitra. Perché poi a quanto pare non ha usato solo il fucile, ha usato il fucile, una pistola e a shotgun. Shotgun è il fucile a pompa. Quindi questo qua era andato per fare una strage vera e propria, altro che ammazzare solo quei 2 poveri bambini che ci hanno rimesso la vita. Qui siamo davanti alla solita classica ipocrisia americana, che si piange, si invoca un lavacro purificatore delle coscienze, poi però in realtà c'è la NRA, la National Rifle Association, che rappresenta la lobby delle armi, lobby che foraggia destra e sinistra in maniera abbastanza pesante, e quindi una legge seria sul controllo delle armi negli Stati Uniti d'America non la faranno mai. Per finire, direi che possiamo chiudere con la questione dei rom milanesi, perché i figli della signora falciata da questi ragazzini sono andati a seguire la prima udienza del processo e giustamente dicono: qui bisogna radere al suolo
i campi rom, soprattutto questi ragazzini vanno espulsi dall'Italia e in ogni caso non è possibile che questi ragazzi crescano in una cultura nella quale gli si dice vai a rubare perché tanto questo è il tuo destino. Queste sono le mie supposte odierne, caro Giulio. Grazie Antonino, anche per la sintesi. Questa cosa Figurati. della donna investita e uccisa a Milano va seguita. Mi sembra che sia lasciata un po' da parte dall'informazione mainstream, o sbaglio? Beh, ma la lasciano da parte come lasceranno da parte anche la questione del Gambiano, come lasceranno da parte tutte queste storie per il semplice e banale motivo che le vittime sono delle bianche, né più né meno. E perché l'aggressore puntualmente è una categoria protetta da parte dei soliti buoni e giusti che si mettono alla tastiera e ci raccontano che i cattivi sono tutti maschi, bianchi, eterosessuali. Anche perché in effetti se tu fai anche semplicemente una ricerca Google su questo, vedi che le notizie si fermano al 13 di agosto. Comunque sono passati 15 giorni, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie Antonino. Grazie a te, grazie a tutti voi, insomma, per la pazienza avuta nel corso di questa lunga estate. Domani ci risentiamo domani. Si chiude e ci ritroviamo domani per le ultime supposte, mi raccomando. Grazie Antonino, buona mattina. Grazie a te, un abbraccio, buon lavoro. Volevo ricordare ciao. che poi all'interno del tuo spazio di mezzogiorno della Capitaneria di Porto potrete ascoltare integralmente gli interventi di Salvini ieri al meeting di Rimini, di cui peraltro si parla anche oggi sui giornali e non solo. Quindi dopo le 12, ce lo dirai tu esattamente quando, ma tra le 12 e le 14. Sì, esattamente. Finisco di sistemare il copione ovviamente della puntata di oggi e poi alla Capitaneria oggi arriverà il capitano, come è giusto che sia. Grazie Antonino. Benissimo. A più tardi. A te, ciao. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guarda la realtà, alle cose vere. D'accordo, ma un po' di fantasia ci vuole. Vedi, nella vita ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere le mettiamo da una parte